Ciao amici, bentornati per questo 22esimo episodio di questa partita con Venezia. Ci avranno lasciati con due eventi molto importanti perché abbiamo finalmente, dopo decenni di vassallaggio, integrato la Tunisia nella nostra nazione. Però questo riduce la nostra tradizione repubblicana e inoltre c'è un'elezione in cui confermeremo il nostro doge Antonio Quirini e perciò la nostra tradizione repubblicana precipiterà al 28%, quindi c'è il rischio di precipitare presto nella monarchia. Però sappiamo che questo non è troppo grave perché anche la formazione della nazione italiana comporterà l'inizio che la forma di governo cambi alla monarchia, quindi cambiare prima o dopo non cambierà moltissimo la situazione. In questo episodio, che riprende dopo una decina di giorni di pausa, dovremo cercare di scacciare i coloni portoghesi, inglesi, spagnoli e persino norvegesi dalle Americhe, e quindi ci aspetterà una dura guerra. Allora, intanto confermiamo pure Antonio Quirini e integriamo la Tunisia. E pensavo anche di cambiare i nomi in italiano, giustamente. Tunisi può avere il nome italiano, ecco. E anche Nizza, che prima non avevamo rinominato. Ok, però c'è anche un'altra importantissima novità. Che novità? C'è una nuova espansione forse? Oppure ci sono nuove conquiste? No! È qui con me un vecchio di sempre che ha seguito anche la mia partita. Un vecchio di sempre che ha commentato anche un episodio della mia partita con la Valacchia, il mio amico rumeno Alexandru Orsene. Buonasera a tutti, bimbi e bimbe. Sono qui per affiancare il genio, il genio del nostro imperatore. Io lo chiamo imperatore perché lo è veramente. È imperatore veneziano, è imperatore poi di sarà un nostro obiettivo futuro, magari anche cercare di impossessarsi poi dell'impero e poi farlo diventare imperatore, perché lui in quella veste dà il meglio di sé. E oggi cercherà di scacciare, come aveva detto lui, i portoghesi un po' tutti questi europei maledetti, per riuscire a colonizzare delle zone prima della Francia, che tra l'altro è la nostra alleata, però è un po' birichina la Francia, e dobbiamo aspettarci. No, più che birichina, sappiamo che anche lei tenterà di espandersi al nuovo mondo, e dato che gli mancano solo 2 livelli per scegliere delle nuove idee, e io temo siano proprio quelle di esplorazione, allora dobbiamo fare in fretta e dobbiamo cercare di evitare che possa espandersi, perché essendo nostra alleata non potremo impedirgli con le guerre come abbiamo fatto per Spagna e Portogallo fino ad ora. Allora, ricordiamo, abbiamo una buona flotta, l'esercito invece è un po' meno forte, però ci basiamo sempre su quello degli alleati. Venezia si sa che la flotta è il suo forte, è giusto, abbiamo rispettato quindi la tradizione, la storicità degli eventi. Allora, andiamo in via. Poi qui ho deciso di spendere questo potere amministrativo per progredire nella tecnologia, in modo da poter prendere nuove idee, e pensavo appunto di prendere quelle di espansione, quindi passiamo di un livello adesso e poi aspetteremo un po' per passare al livello 10 che ci serve per prendere le idee espansive. Esatto. Allora, questo già ci dà più suona un cellulare. Eccoci, abbiamo ricevuto una telefonata. Comunque dicevamo che Alessandro è qui anche perché vuole conoscere le novità di Europa Universalis 4, che non aveva mai visto prima, e quindi in questo episodio lo scoprirà con noi. Colgo l'occasione anche per mandare un saluto alle nostre amiche Sara e Giulia, che probabilmente sono in ascolto, e speriamo che lo siano, aggiungo io, perché è una cosa, è un evento molto culturale, molto importante. Esatto. Penso che anche un altro nostro amico Antonio, che non sta facendo assolutamente niente di culturale, sta giocando a Lazio, che non so cosa sia,
E invece se state sentendo in questo momento uno scricchiolio di patatine fritte, è il nostro amico Francesco che si è aggiunto a noi. E lui è un eminentissimo detrattore di Europa Universalis 4. Non gli piace questo gioco. Non gli piace e quindi noi lo stiamo costringendo però gli piace a commentarlo con noi. Sono molto contento che le patatine comunque se le piacciono. Anche a me piacciono le patatine. Questo è un mio gusto, un mio diciamo gusto alimentare. E mi accordo con lui. E quindi adesso partiremo per questa impresa appunto dovremo cercare di colonizzare, prenderci le colonie che producono beni preziosi come il cacao, invece quelle che producono grano e altri stupidi beni appunto come il grano e basta. Va bene, gli daremo fuoco. Invece sì, perché ce ne sono anche troppo, non potremmo impadronirci di tutte queste colonie tutte insieme, se no le nostre casse statali andrebbero nel collasso più completo. Vabbè che vanno bene al momento, però non abbiamo neanche il massimo del mantenimento militare, anzi lo aumentiamo un po' perché ci sono dei ribelli in quest'isola Martinica dei Caraibi e dobbiamo sconfiggerli. Allora, cerchiamo di prendere un po'. Questa è una flotta mercantile, infatti l'abbiamo pure rinominata. Abbiamo una flotta mercantile nei Caraibi, una mercantile a Ragusa, molto corposa come flotta, e poi abbiamo delle flotte militari. Ecco la nostra flotta veneziana principale che sta qui. 37 navi, ragazzi. Ecco, poi dobbiamo integrare nella nostra flotta quella di Tunisi, 3 navi addirittura, proprio una cosa. Anche l'integrazione perché avendo integrato Tunisi abbiamo ricevuto la loro flotta. Allora, però più che altro ci interessa la flotta dei Caraibi. Ecco che se ne sta un po' troppo a nord al momento, ma dobbiamo richiamarla perché c'è necessaria per sconfiggere i ribelli. Quindi perfetto. Dov'è questa è una colonia? No, abbiamo finito qua. Però questi ci servono. Comunque la mandiamo qua ad Havana. Questo esercito infatti non ha ragione d'essere qui, appunto. Poi aumenteremo ulteriormente il mantenimento. Abbiamo tolto la pausa. Akpoyonlu ha cancellato l'accesso alla nostra nazione che gli avevamo generosamente offerto. Bene. Peggio per loro. Qui distruggeremo sicuramente. Ok. Per ora siamo in pace. Speriamo che continui tanto. Abbiamo ricevuto abbiamo dei diplomatici. Io non ricordo nemmeno che missioni gli stavo facendo. Stavo cercando di migliorare allora le relazioni con gli stati, con gli elettori tedeschi, perché sapendo che prima o poi potrei diventare un regno, voglio già in anticipo avere buone relazioni con loro. Allora, infatti, vabbè, la Boemia. Più che altro voglio migliorare le relazioni con i cattolici, che saranno più intenzionati, magari tipo il Brandeburgo. Loro potrebbero votare più avanti per me, magari, chi lo sa. Oppure qui chi c'è? Colonia. Il Cologne. Cologne in francese. Ma allora, dov'è che si vede? Allora, sono cattolici, però questi abbiamo già migliorato le relazioni, anche con Magonza. Io traduco già. Ma comunque il nostro Riccardo, deve stare attento alle flotte, diciamo alla Valacchia, perché in questo modo interferire con. In effetti ci sentiamo molto minacciati dalla Valacchia, che potrebbe espandersi nei nostri confini. Sì, esatto. Forse è Alessandro che sta gufando contro di noi. Ha voglia, questo lo devi sapere. Io tifo per la Romania colonizzatrice del mondo e non di Venezia, però diciamo sicuramente Siena farà grande conquista. Siena l'abbiamo già conquistata, mi dispiace. Però si ribelleranno. Speriamo che si ribellino almeno. Però tra l'altro sono protestanti, non si sa bene come sia successo. Perché vogliono protestare. Perché noi siamo cattolici, volevamo protestare, esatto, per distruggervi, e questo è molto importante. Allora, la povera Siena. Vabbè, va bene. Però allora noi iniziamo a prepararci a questa guerra. Allora, prima di tutto dovremmo dislocare l'esercito in modo. Questo è già pronto per attaccare i portoghesi. Ecco, questo diplomatico è tornato.
Questi vabbè sono abbastanza arretrati. Questi qui sono i più preoccupanti perché hanno già una buona flotta, cioè una buona colonia. Va bene. E qui invece come sono messi? No, qui hanno una piccola colonia. Allora io pensavo appunto di prendermi 3 colonie tipo per aumentare dismisura la velocità di colonizzazione, però non possiamo prenderne di più perché ma quanti diplomatici abbiamo? Abbiamo costruito l'ambasciata, si vede, perché prima ne avevamo 4 mi pare, perché appunto era un edificio che stavano cercando di costruire da tempo a Venezia. Ora capisco che la voglia di esibizionismo da parte di quelli di YouTube, cioè una cosa bestiale, ti fai un video e poi dici tutte le cazzate che vuoi e fai sentire su internet, cioè esatto, esattamente questo è l'obiettivo. Esatto, diciamo subdolo però vabbè, allora miglioriamo le relazioni. Allora posso gridare a voi due che abbiamo, insomma. No, diciamo, questo è meglio di meglio in di, realtà, diciamo, di miglioriamo metterlo tra i titoli di coda. Non titoli di coda, proprio all'inizio. Vi amo ancora, ci ami? Anche noi, diciamo, nei sogni, però, diciamo, nei vari sogni che facciamo. E vabbè, io entro nei vostri sogni, allora va tranquillo. Ma non possiamo dilagare troppo con questo. Allora, ci siamo lasciati. Cerchiamo di migliorare le relazioni con degli stati che sono entrati in una coalizione contro di noi. Questi sono l'Austria, Modena, la Savoia e la Toscana. Questi stati in pratica si sono coalizzati in caso noi dichiariamo guerra a uno di questi stati, loro sarebbero pronti a intervenire contro di noi, insomma, in modo unito. Firenze però è libero e qui noi, infatti, ma prima di Firenze il nostro obiettivo è quello di conquistare la Lombardia, e anche questa provincia ci sarebbe molto utile per collegare tutti i nostri territori, cose che continuiamo a posticipare perché abbiamo le questioni di colonizzazione che sembrano premere con maggiore insistenza. Allora, noi intanto non possiamo. Allora, intanto aspettiamo che arrivino le flotte. Qui ci sono pure gli stati degli indiani d'America che abbiamo scoperto. Qui la nostra flotta in arrivo. E stiamo pure integrando la Sicilia, le 2 province siciliane nel nostro stato. Aumentiamo un po' la velocità. Abbiamo convertito la provincia di Sus in Africa. Stiamo convertendo ormai tutti i nostri possedimenti con una certa velocità. Possiamo provare a convertire le Bermuda, anche se temo rivolte nelle Bermuda, io a dir la verità. Vabbè che possiamo anche spendere un po' di potere. No, forse meglio di no. Forse è meglio usarlo. Possiamo procedere nella tecnologia militare, non me ne ero accorto. E lo facciamo sicuramente perché stiamo per fare una guerra e possiamo in questo modo avere una fanteria più sviluppata, e io punterei su questo tipo di fanteria che ha capacità di fuoco. Sì, direi che è molto migliore, giusto? Giustissimo. Ok, bene, meglio farle in pace queste cose. E questa caravella invece che è in pratica un residuo la cerchiamo di unificare con la nostra flotta mercantile di Ragusa, che come minimo cambierà nome, no? Speriamo di no. Allora, intanto vediamo se la nostra flotta è arrivata. Non ancora. Una musica di incoraggiamento come sottofondo è qui. La musica dov'è che... Maledette queste flotte, dobbiamo farle convergere. Mamma mia, mi sta andando, diciamo, la capoccia in vari pezzi con le flotte che si muovono sinuosamente sul mare. Questa è la nostra flotta più grande, sono 51 navi mercantili che commerciano e portano una gran quantità di denaro a Venezia. Venezia ha bisogno di denaro. Sì, come dal me del resto. Però non siamo ricchissimi. 18. I nostri politici come stanno? I politici veneziani
Ma di chi parlare? Scusa, in generale mi dicevo una cazzata per dire. Fatto bene. Fatto bene, i politici devono Allora. tra poco i politici sì. No, noi non abbiamo forse politici pagati dallo Stato, ma abbiamo 3 consulenti che si fanno pagare a peso d'oro. Voi pensate che l'intero Stato di Venezia ci paga 31 ducati al mese come tasse, e questi maledetti consulenti chiedono per il loro stipendio, sono 3 persone, chiedono quanto? 18, 34 ducati al mese, cioè pagano più di tutte le tasse che pagano in Venezia. Li paghiamo più di tutte. sulle 35, guardate, 35 ducati al mese contro 31 di tasse, più quelle, vabbè, abbiamo più introiti al commercio, come sapete, però comunque abbiamo assegnato a questo esercito Vittore Pezzini come generale. Io pensavo Pazzini del Milan. Diciamo volevo cambiare la con la E, però Cosa fa un video deciso? infatti si può creare noi due tipo che diciamo cazzo sì. Abbiamo visto dei pirati. Però c'è una buona notizia. Abbiamo questa colonia è appena stata conclusa. Abbiamo guadagnato pure prestigio. Quindi abbiamo solo 2 colonie al momento. Quindi abbiamo ancora più spazio per annettersene altre dagli spagnoli. E dovremo farlo al più presto, appunto. Cioè prima che la Spagna riesca a completare questa colonia, Sao Vicente. Questa colonia che ci creerebbe non pochi problemi se venisse conquistata da loro. Allora, qui abbiamo già raggruppato 4.000 uomini, cerchiamo di prenderne altri qua, perché dobbiamo attaccare questi prima che gli venga qualche ambizione di separarsi definitivamente dal nostro impero. Abbiamo integrato Messina e Palermo e possiamo pure prendere un'interessante decisione: l'atto contro la pirateria. Sì, questo lo facciamo di certo. Io non lo proverei. Ma effetti positivi, migliora le nostre relazioni con gli altri stati. E l'alternativa sarebbe quella di finanziare i pirati, ma ha effetti magari positivi per gli introiti, ma dov'è? Ecco, è questa. Tra l'altro non lo possiamo fare adesso, ma inoltre ha troppi effetti negativi sulle relazioni con gli altri stati, quindi passiamo quest'atto contro la pirateria. Allora, ecco, possiamo finalmente salvare alla volta, anzi aspettiamo la fine al mese e salpiamo alla volta la Martinica. Oh, bene, finalmente Brescia è convertibile, perché anche Brescia è passata alla religione riformata. I bresciani sono cavoli, c'è stata un'altra rivolta molto preoccupante. Per fortuna un esercito si sta avvicinando, ma ho paura che perderemo il nostro esercito prima. Non abbiamo leader militari qui. Mio Dio, no! 3.000 dei nostri uomini sono stati distrutti. Mio Dio. È qui che si può convertire la cultura, comunque. Alessandro era incuriosito a questa nuova possibilità. C'è Sculpture Sì, ma non lo facciamo. 16 costa diplomatici. poco. Costa poco perché nelle province d'oltremare costa solo un quinto rispetto al costo base. Qui dobbiamo reclutare 2 reggimenti perché, mio Dio, queste rivolte ci stanno fiaccando terribilmente. È il rischio di tanto potere, Riccardo. È brutto doversi occupare, dato che tra l'altro i nostri alleati, cioè il nostro stato coloniale, si dimostra sempre incapace di fronteggiarle. Non si sa come mai. Vabbè, niente da fare, proviamo a far sbarcare quella qui, dov'è? Allora, io sono convinto che però riusciremo almeno a far fuori questi. Sono contadini, se non sbaglio. Sì, non hanno il generale.
Il problema saranno questi, io credo. Abbiamo convertito la Tessaglia e intanto l'Austria ha dichiarato guerra a Bar, una di quelle guerre che non si sa bene perché debbano fare, perché tendono sempre a coinvolgere mezzo mondo. No, pare di no per il momento, però allora qui dobbiamo sbrigarci a dichiarare guerra alla Spagna comunque, perché non possiamo aspettare che finisca la colonia. Allora, cosa si può fare? Abbiamo fabbricato sia pretese su Tangeri sia su Malta, quindi in questa guerra cercheremo oltre alle colonie di prenderci Tangeri e Malta. Convertiamo Brescia, che finalmente è convertibile praticamente. E per farlo però forse ci servirà. Allora, prima di tutto dobbiamo capire dove abbiamo il nostro ammiraglio. L'abbiamo qui proprio. Interessante. E pensiamo quindi che sia opportuno mandare in mare la flotta e prepararla a uno scontro con la flotta spagnola. Voi che ne dite, se no? Vai carissimo. Quindi la prima guerra che faremo è con la Spagna, che è alleata del Portogallo e della Savoia, di cui non abbiamo pretese, però quasi quasi Cuneo ce lo potremmo pure prendere. No, lascia Com'è? giù le mani dei Savoia, tesoro. Non ti vorrei dire niente, ma i Savoia sono i veri padroni dell'Italia. No. Siamo noi i veri padroni d'Italia al massimo. Già gli abbiamo preso Nizza e Cuneo è il prossimo passo. Ci odiano naturalmente gli staterelli italiani per la nostra espansione, anche l'Austria ci odia, però ce la possiamo fare. Allora, no, forse Cuneo no, però anche sì, perché no, dai. No, più che altro non ci conviene perché abbiamo poco potere amministrativo, quindi Alessandro così, si salva per adesso. Però l'esercito già lo muoviamo in direzione, dato che entreranno in guerra di sicuro per difendere. Qui stiamo vedendo invece, in realtà qui togliamo solo il leader, l'esploratore in realtà, Niccolò Foscolo, il nostro esploratore, in modo da mandare la nostra flotta ad affrontare quella. Qui c'è un'altra galea che non avevamo notato, vabbè, la mandiamo anch'essa ad affrontare la Spagna. Invece qui è i nostri cardinali, come vedete abbiamo il predominio, però un po' risicato, un predominio minimo sulla Curia. Potremmo anche perderlo se non andasse tutto bene. Speriamo invece che la situazione migliori. Poi direi qui lasciamo solo le truppe necessarie a fare l'assedio. Ecco bene. Bar ci chiede un accesso militare, noi glielo forniamo perché siamo nemici dell'Austria e che è già sotto assedio, quindi non credo avrà molte possibilità Bar di salvarsi, dato che non è aiutato da nessuno, tra l'altro è rimasto solo soletto. Allora io qui lascio solo 1000 uomini necessari a continuare l'assedio e gli altri li ricarico sulle navi. No, non basta. Basta aspettare un mese e potranno fare il loro assedio. Questi invece li mandiamo già direttamente in Spagna, anzi questi li dovremo dividere a loro volta. C'è un accesso militare, te lo chiede? L'Austria, pure l'Austria. Noi glielo diamo pure all'Austria perché tanto di Bar non ci importa molto, cioè non può salvarsi in qualsiasi caso, e migliorare un po' le relazioni con l'Austria non è mai male, quindi saranno contenti di questa nostra concessione. Allora qui dividiamo ancora l'esercito, togliamo il generale e mandiamo il resto dell'esercito qua in Spagna, sperando che arrivi in tempo, ma credo proprio sì. Qui però ci sono dei pericolosissimi forse qui servirà invece. Dovremmo cercare di valicare questi territori abitati da selvaggi per raggiungere la provincia portoghese di Cartagena, la colonia portoghese. Quindi tutto si sta ormai approntando per la guerra.
Anche le flotte sono ormai In riunite. prossimità dell'obiettivo. No! Sapevo che era rischioso. Ci sono pure sti inglesi. Allora, forse la flotta a sto punto dovrebbe portare anche qualche altro componente all'esercito. Qui abbiamo però delle province sunnite sempre pronte a ribellarsi. Questi stanno arrivando pian pianino. Va bene, dovremo pian pianino. Tra l'altro eravamo già oltre il 30% della conversione era fatto, ma si sono ribellati. Quindi non è il momento più ideale per iniziare una guerra, parrebbe, però non abbiamo molte alternative. Cerchiamo di migliorare le relazioni con Polonia, che ci odia in una coalizione, come abbiamo detto prima. Qui intanto stiamo aspettando. Ecco, abbiamo già il bonus del 20%. Interessantissimo. Allora prendiamo ancora questo avanzamento tecnologico e potremo finalmente prendere le idee di espansione. Ecco queste. E quindi avremo un nuovo colono e un nuovo mercante, proprio quello che faceva il caso nostro. E possiamo persino prendere una nuova. Possiamo prendere 2 nuove idee che avevano proprio come requisito il livello 10 di tecnologia amministrativa, e questa la prendiamo che ormai di eretici ne abbiamo pochi, e questa renderà ancora più veloce la conversione. Questo cosa dice? Discoraggia i non conformisti, gli eretici in pratica, proibendo ogni forma di assemblea religiosa di più di 5 persone che non sia consentita dalla chiesa ufficiale. Ok. Invece questa sarebbe la decisione opposta, di avere indulgenza verso gli eretici, che non sarebbe una contraddizione se prendessero. Allora, qui ci sono comunque ancora molte province da convertire, quindi allora qui è tutto pronto. Vabbè, cerchiamo di avvicinarci alla Spagna. Più che altro dovremmo aspettare che la flotta arrivi, ma eccoci, ti pareva? La Francia ha dichiarato una guerra di riconquista contro l'Austria. Proprio mentre noi eravamo pronti a dichiarare guerra alla Spagna, l'Austria si è impelagata in una guerra con l'Austria. Mio Dio. L'Austria è alleata dell'Inghilterra e della Sassonia. Non possiamo certo non aiutare gli alleati, questo è certo. Quindi dovremmo intervenire. Aiuto. Non ci voleva. Ecco, guerra con l'Austria, alziamo il mantenimento all'esercito al massimo e cerchiamo di non intervenire, semplicemente la nostra politica è quella di starcene calmi. fin quando esatto, tanto abbiamo comunque un buon bilancio, potremmo reclutare mercenari in caso di necessità. Ecco, qui c'è... no, qui niente. Ok. Beh, comunque ci teniamo pronti a dichiarare anche noi guerra. Sassonia e Inghilterra hanno... quindi faremo una nuova guerra mondiale contro pure Sassonia, la Scozia in guerra pure lei. Esattamente, quindi siamo in una guerra semi-mondiale che diventerà completamente mondiale quando dichiareremo guerra alla Spagna. Comunque la guerra con l'Inghilterra, se non vi ricordate, ci fa molto comodo. Ci fa molto comodo perché possiamo distruggere la colonia. Abbiamo un altro, è vero, abbiamo dove non lo usiamo per ora il nuovo colono, perché e anche il nuovo mercante, dove quel mercante invece lo usiamo. Direi di usarlo qui ad Alessandria. Beh, però in effetti magari adesso è più conveniente. Allora abbiamo i Caraibi naturalmente, che sono oltre. Dobbiamo capire, perché qui noi abbiamo un grande potere, però va già tutto nei Caraibi, quindi non serve.
E in Brasile? No, non c'è niente di rilevante in Brasile. Quindi io direi di mandare a Alessandria, che abbiamo un buon potere ad Alessandria, non so bene come, per miracolo. I Mamalucchi Ma stanno... mandiamo qui il nuovo mercante. I Mamelucchi, noi siamo amici dei Mamelucchi perché sono un po' l'ultimo contraltare degli ottomani oltre a noi, naturalmente. Invece siamo un po' minacciati alla Russia, che è l'unico stato che si sta dimostrando davvero potente fino ad adesso tra i nostri rivali, perché continua ad espandersi. Invece speriamo che la Francia venga anche un po' ridimensionata da una guerra mondiale, cioè senza essere sconfitta venga ridimensionata. Giusto ridimensionata, non li vogliamo così tanto male, insomma. Esattamente. Qui riusciremo a finire l'assedio, secondo te? Boh. Più che altro è un disastro, un disastro. Qui hanno già quasi finito la cosa. Questi qui sono velocissimi. Va bene. Qui però abbiamo anche noi quasi finito di... Allora, dobbiamo stare attenti perché non sappiamo cosa sta succedendo in Europa nel frattempo. Magari stiamo per essere distrutti senza accorgercene. Miglioriamo le relazioni anche con l'Ungheria, dai. Abbiamo un po' troppi stati vicini che ci odiano. Ecco, qui l'esercito austriaco. Oh, bene, la Toscana consente di nuovo ai nostri mercanti di... però succedono troppe cose. Ma reclutiamo il maggior numero di persone possibili qua, perché ci sono queste rivolte. Qui sono altri 5.000 uomini. Sì. Non abbiamo abbastanza forze. Invece qui produciamo pesce. Io odio il pesce. Attacquam Cook. Dov'è Tapquam Cook? È qui, credo. Eccolo qui. Qui produciamo pesce. Queste sono le nostre due colonie in costruzione. Qui l'Inghilterra. Buono. Più che altro io speravo di poter dichiarare guerra io stesso all'Inghilterra. Per poter dichiarare guerra anche alla Norvegia. Invece pare che la Norvegia se ne starà quatta. Vabbè. Allora, ma quando l'Inghilterra è molto molto pericolosa. allora io direi però qui quando arrivano? Ah no, arrivano già adesso, perché hanno di queste flotte che se gli dichiarassimo guerra, in effetti potremmo dichiarare proprio adesso guerra alla no. Ah, non è ancora passato un mese. Allora mandiamo la nostra flotta qui a inseguire quella spagnola, perché ecco, ti pareva che... Allora noi dobbiamo reclutare per forza un generale, immagino, perché facciamo davvero schifo. Ok. Davvero. Già, lo reclutiamo. Farà schifo anche lui? No, poteva andare peggio per quello che stiamo facendo. Vitale Sugaina. Mai sentito un nome del genere? Però la Toscana è dalla nostra parte. Abbiamo una grossa alleanza, mentre i nemici l'hanno più piccola, e potremmo far fuori quindi l'esercito austriaco poco numeroso, appunto. Arriveremo in tempo, sì, arriviamo. È solo una questione di... Abbiamo migliorato le relazioni, praticamente adesso è un po' cambiato il sistema delle relazioni, si può migliorare solo di 100 con i diplomatici, e poi tutti una serie di altri fattori tengono il conteggio delle relazioni. Naturalmente stanno scappando questi austriaci, chissà perché. Però hanno qui un grandissimo esercito che viene attaccato dai francesi, hanno lo stesso livello tecnologico del militare, che è lo stesso nostro, quindi siamo alla pari per quanto riguarda il livello, però loro hanno di sicuro una tradizione militare più elevata.
qui dove stanno andando? Stanno andando, questi spagnoli stanno fuggendo, come se sapessero già che li stiamo per attaccare. Allora appena li troviamo la loro flotta, gli dichiariamo, ah no, mi stavo dimenticando. Però potremmo dichiarare guerra al Portogallo? Nemmeno. Come mai? È perché abbiamo una tregua, io non ricordavo questo fatto, che durerà ancora un anno. Però in un anno quelli là finiscono le colonie. Potremmo concentrarci un po' di più sull'Austria. Vabbè. Sull'Inghilterra. Io mi chiedo secondo voi, allora vediamo quante che gli manca. Qui dice che aumenta di 50 più o meno colonie all'anno e sono 800, quindi per arrivare a 1000 servirebbero 4 anni. Ma in realtà ci sono possibilità del 55% che ogni mese aumentino più del dovuto. Vabbè, comunque noi ci stiamo preparando, questo è l'importante. Giusto? Questo è molto importante, spero. Poi nel tempo di un anno cercheremo. Qui gli austriaci stanno tentando di farsi uccidere. No. Però in realtà forse non ci conviene attaccarli in montagna. Già. Qui è il 23. Cosa dici? Siamo molti di più, però attacchiamo in montagna. Ma sì, attacchiamo. No. Li attacchiamo in montagna. Ma sì, proviamoci. Se non abbiamo neanche il coraggio di attaccare gli austriaci. Vedi, abbiamo però troppe perdite per noi. Qui arrivano pure altri rinforzi. Però li facciamo secchi. Abbiamo bisogno di migliorare un po' la nostra tradizione all'esercito. Qualche battaglia anche un po' perdente. Può essere una buona occasione. Forse. Invece la Francia se la cava. Allora, qui dobbiamo reclutare più fanteria. La Dalmazia. Più che altro la battaglia importante è quella dei francesi. Sembra vincano però, Sì, se la stanno cavando 65-48. Noi invece rischiamo di perdere contro una netta minoranza di austriaci. Però no, dai, ce la facciamo. Che altro dobbiamo ricordare? Qui ci stiamo giocando il controllo dei cardinali. Però abbiamo un buon vantaggio rispetto ai nemici, quindi siamo abbastanza favoriti nella curva. Non riusciamo a scacciarli da questa provincia, incredibile. Finalmente. E hanno capito il pericolo, vedo. Potremmo anche cercare di assediarli. Anche qui hanno vinto i nostri alleati francesi. Qui è già giugno e come vedi sono passati già 840. Sono molto rapidi. Allora noi intanto mandiamo altri uomini qua. Questo assedio alla Martinica non finisce mai, invece va tutto a nostro sfavore. Questa è la cosa più strana. Non ci piace. Anche questa colonia nemica è ormai quasi costruita al tutto. Non abbiamo delle prospettive molto floride. Qui abbiamo questi ribelli, tutta una situazione di ribelli. Allora possiamo magari mandare indietro la nostra flotta e mandarla a recuperare qualche soldato, perché cos'è Cabot? Dov'è? Ci sono pure dei pirati, tanto per migliorare la situazione, nonostante le nostre politiche contro i pirati. I pirati non cambiano certo idea.
Allora, qui ci sono, ma non fanno niente. Però qui c'è un piccolo esercito, un leggerissimo esercito nemico. Allora noi ci ritiriamo da qui, lasciamo che siano i toscani a essere annientati dagli austriaci, ci sembra assolutamente più accettabile. Invece purtroppo gli ottomani stanno vincendo delle guerre, quindi contro i mamelucchi, tra l'altro. Qui ci sono pure, se la caveranno loro. Io pensavo, qui non è che ci conviene magari stabilire un'altra colonia, tanto le abbiamo i soldi per gestirlo. Ma sì, no, lasciamo pure che la situazione continui così. Semplicemente dobbiamo essere pronti per aprile dell'anno prossimo a impossessarci il prima possibile Ecco, questa è la flotta spagnola, molto preoccupante. Se questa flotta si scontrasse con la nostra, se la potrebbe distruggere, quindi perciò è preoccupante. Intanto cerchiamo di portare più esercito nella zona. No, ma queste sono le navi da commercio, sono impazzite. Queste devono stare a Ragusa. Dove sono le altre navi? Ah, sono ancora qua. Sono rimaste indietro, possiamo dire. E qui ci sono grandi armate austriache che tornano a Vienna e noi naturalmente da pavidi veneziani non vogliamo arrischiare troppo il nostro esercito. Anche perché non abbiamo una fanteria molto evoluta. Forse questi mercenari dovremmo disfarcene di questi mercenari. Se ne reclutiamo di nuovi sono molto più evoluti, quindi questi proprio non hanno più senso di esistere. Qui se non fosse che non abbiamo esercito, se togliamo i mercenari dovremmo fare lo stesso, perché qui abbiamo invece 1000 uomini. Ecco, è morto pure il nostro esploratore, tanto per migliorare la nostra situazione. Questo non ci porta a grandi... Io più che altro mi chiedo, qui ho paura che questa volta l'Inghilterra vinca contro la Scozia, perché la Francia è tutta concentrata su... Dov'è la Francia? Ah no, forse non è più non esiste più l'esercito francese. No, ecco, lo stanno inviando in gran quantità in Austria, quindi ok, gli austriaci sono definitivamente spacciati. Abbiamo fatto nuove scoperte. Allora, ecco i nostri maledetti. Sai cosa facciamo? No, questi convertirebbero Venezia, mio Dio. No, ok, dobbiamo mandare un grosso esercito a sconfiggere i ribelli delle Bermuda. E ti pareva che dovessimo occuparci delle Bermuda, ma poi convertiamo la Bosnia. Vabbè, qui carichiamo tutto l'esercito, massimo, generale compreso. Questo lo mandiamo in Calabria, abbiamo capito che non può far niente. Allora, li mandiamo, forse tutti un po' troppo, però facciamo la metà, dai. Li mandiamo alle Bermuda, ci vorrà un po' di tempo per farli arrivare. Ecco, garantire licenze di esportazione. Sì, ma questo ci farebbe perdere la tradizione repubblicana. Tanto dobbiamo diventare dobbiamo perdere una moneta. E allora, quando la corona non poteva o non avrebbe pagato insomma contanti ai nobili,
loro avrebbero al contrario garantito, cioè in pratica a sti nobili garantiamo privilegi per avere speciali guadagni, Ci permetteremo. possono garantire Grandi grandi profitti. Beh, in effetti noi abbiamo più che altro un po' più di denaro da questa, garantendo i privilegi, e diventeremo più velocemente una monarchia. E dato che comunque lo dobbiamo diventare proprio mentre abbiamo questo doge così bravo, io direi di garantire questi privilegi. Tra 2 anni avremo nuove elezioni e diventeremo una monarchia. Tra 2 anni molto bene. Ok, questo è quello che sta per succedere. Allora, andiamo pure avanti. Abbiamo un esercito austriaco. In realtà ci sono eserciti austriaci nel nostro territorio, ma non credo possano far molto. Qui invece ci conviene cercare di reclutare un po' di... No, perché qui? Io non ricordo più. Ah no, era qui il centro. Però io credo che ci converrebbe costruire delle armerie nel sud Italia, perché è la regione più protetta che abbiamo. No, qui non qui, nel Salento. E infatti esatto, essendo la regione meno esposta ai nemici, potremmo reclutare più al sicuro le nostre truppe lì. Però Trento, cosa stava facendo Trento? Niente. Ok. Allora, va bene. Siamo a settembre. Ah, abbiamo un nuovo cardinale, leale a Venezia. Ah, benissimo, abbiamo praticamente assicurato il definitivo controllo della curia. Ottimo. Buonissimo. Anche se io, diciamo, la religione cattolica non la ami tantissimo. Mi dispiace, stiamo convertendo anche i bosniaci al cattolicesimo. Erano ortodossi? Sì. Allora, siamo a ottobre, questi hanno già 800. No, questi non stanno andando troppo veloci, sono questi invece che si stanno velocizzando. Qui mandiamo le navi, dovremo tenerci pronti a mandare eserciti, ulteriori eserciti. Qui. Perché altrimenti questi ribelli inglesi potrebbero fare davvero degli sfracelli. E gli inglesi noi non li amiamo tantissimo. No, li odiamo semplicemente. Allora, però sti austriaci non scherzano, hanno pure... no, non si sa bene cosa facciano, però non sono stati ancora completamente distrutti dei nostri alleati, il che per noi basta per essere un segno di preoccupazione. Allora, dobbiamo solo tenere la situazione sotto controllo adesso. Qui ci sta per essere uno scontro epico tra francesi e... guardate. Gli ottomani hanno guadagnato una nuova provincia, il che non è buono, però soprattutto è scoppiata la battaglia tra francesi e toscani, immagino. No, non ci dice. Sì. Dov'è che è? Ecco. Francesi e toscani contro gli austriaci. Sembra che se la stiano cavando tutto sommato i nostri amici, cioè amici per modo di dire. I toscani sono nostri rivali, però nostri nemici, che magari sognerebbero di essere nostri rivali, ma non hanno alcuna speranza. Oh mio Dio, anche questi sono riusciti ad aver successo. Io non li posso sopportare. Speriamo che le nostre flotte siano in grado di dare una buona sistemata a questi ribelli. Non ci portano, diciamo, buoni. No, siamo davvero ridicoli se non riusciamo. Mio Dio! Ce la faremo entro aprile. Qui la Castiglia ha quasi finito la sua colonia. Qui? No, qui
Anche qui non è che scherzi. Ma scusa, ecco perché non arrivava mai, era in pattugliamento qua. Allora, comunque siamo sempre più pronti a dichiarare guerra alla Spagna. Come vedete il 16 aprile finisce la tregua. La fine della colonia è entro aprile, quindi ce la faremo. Spero che ce la faremo, perché non è detto. Però anche se non ce la facessimo non è la fine del mondo, cioè la conquisteremo che è già finita praticamente, il che ci comporterà dei costi, ma dipende da come vanno. Quando non è finita, hanno ancora 3 mesi loro e questo mese ci è andato abbastanza bene. Quando non è finita i costi non ci sono più o meno. Esatto, non abbiamo costi, è quello il bello, no? Invece miglioriamo le relazioni con la Polonia. La Moldavia che cosa ha fatto, dove è finita? È stata annessa dalla Polonia, che si è unificata pure alla Lituania, però è nostra alleata, e invece la Russia si espande, quindi si è dichiarata nostra rivale la Russia. Non si sa perché, non gli abbiamo mai fatto niente, ma questo non è bastato a placarli. Però siamo finiti nel mare più aperto, infatti se andiamo avanti così stiamo rischiando di affondare la flotta. Maledetti. Questi, pensate che se accettassimo le richieste, intanto gli austriaci hanno perso, però se accettassimo le richieste degli eretici, dovremmo cambiare la religione di Stato e perderemmo 3 di stabilità, quindi non si può neanche discutere questa possibilità. Qui la Norvegia addirittura, io la odio la Norvegia. Andiamo qui in Inghilterra a bruciargli la colonia, o almeno ad occupargliela, se non altro, no? Allora, intanto la flotta qui è arrivata, abbiamo talmente tante flotte in circolazione, eccola qui. Queste flotte fanno sì che non capiamo neanche più niente. È quello che mi sto domandando. È difficile gestire un impero così ampio. Ecco, comunque se non ci affonda prima, fra pochi giorni, siamo già a febbraio, vediamo, febbraio, marzo, aprile, ce la facciamo ragazzi, ce la facciamo a prenderci le colonie senza dover insomma essere completamente rovinati allora, qui senza che riescano a finire prima. Allora ci prepariamo pure a sbarcare in questa piccola colonia spagnola, che è molto pericolosa perché sarebbe una prima tappa per espandersi in tutta l'Africa, quindi vedete voi se non è pericoloso. E qui mandiamo pure l'esercito verso Tangeri e ci prepariamo sempre più a sbarcare nelle Bermuda. Ok, non abbiamo leader? Ah sì, l'abbiamo leader, è la flotta che non ha leader. Ok, bene, almeno invece il primo assedio è finito. Non è bello. Qui questi qui hanno finito invece. Siamo stati fortunati da un lato, dall'altro no. Questo proprio non ci voleva. Speriamo non ce la facciano. Ecco, invece ce l'hanno fatta. Non potevamo essere fortunati su tutti i fronti forse, però potevamo almeno un po' più di così, sì. Allora, quindi qui hanno solo un mese, non credo ce la facciano. Qui pure non ce la faranno. Invece contro ogni previsione sono riusciti a finire questa colonia. Vabbè, proprio un mese prima che gli dichiarassimo guerra. Sono fortunati. Allora, qui intanto prepariamo il nostro esercito a invadere il prima possibile, perché qui si sta per scoppiare una di quelle guerre. Trento mi sa che la perdiamo.
contro... boh, non so perché... Ma gli austriaci non finiscono mai. Vabbè che potremmo far pace noi con gli austriaci, però la Francia ci odierebbe. No, non possiamo nemmeno farlo. Ok. Sì, ma non finiscono mai sti austriaci. Qui abbiamo occupato la provincia inglese e semplicemente la teniamo occupata. Invece qua la norvegese è una bella preoccupazione pure quella. Troppe preoccupazioni ci danno le colonie nemiche, troppe. Allora, qui sta procedendo senza troppi intoppi, speriamo. Forse era meglio dirvelo prima, non pensavo fosse così lontana la provincia. Allora, qui abbiamo finalmente sconfitto gli eretici. Allora, lasciamo qualche truppa e rimbarchiamo l'esercito. Quindi non abbiamo la flotta. Vabbè, qui una guerra tedesca. La nostra flotta non potrà fare molto all'inizio. Poi non abbiamo lasciato neanche le navi per invadere Malta. Insomma, abbiamo pianificato tutto benissimo, talmente bene. Allora, che relazioni abbiamo? Francia, Commonwealth e Genova. Queste tre alleanze abbiamo. Chiederemo l'accesso militare al Marocco, anzi lo chiediamo subito, perché dovremmo invadere Tangeri. Eccolo. Qui quando è che arriviamo? Proprio l'11, quindi arriviamo in tempo. Speriamo di riuscire a prenderci Cartagena, perché anche loro hanno quasi finito. Siamo proprio al limite. Mio Dio. Bellissime queste cose. Sarebbe... Allora, un assurdo, un vero assurdo. Allora, qui approdiamo in questa zona. Allora, la tregua finisce il 16 e il 16 stesso gli dichiariamo guerra. Allora, non so se dichiararla alla Spagna o al Portogallo. Ho un casus belli contro il Portogallo. Appalache, questo qui. Ecco. Vabbè. In effetti ho fatto una cavolata. Quando è che torna Modena? Se lo faccio tornare in 3 giorni torna, ottimo. Allora, quindi fabbrico anche una pretesa su Appalache, su questa provincia. I miei rivali appunto sono Portogallo, Spagna e Ottomani. Ecco, sarà contento Alessandro per gli Ottomani. Per gli Ottomani li voglio morti E dichiariamo guerra alla Spagna però. E come guerra la chiamiamo guerra di conquista di Malta o Tangeri? Tangeri sicuramente. Tangeri? Va bene, dai, chiamiamo la guerra di conquista di Tangeri. Infatti la potremmo attaccare prima. Vediamo se più che altro se la Francia ci aiuterà. Questa è la cosa importante. E finalmente la guerra è cominciata. La Francia, aiutaci. Ok. So che verrai distrutta per questo, però non ci interessa. Noi interessa solo vincere la guerra. Il Portogallo non è ancora intervenuto. Speriamo intervenga molto rapidamente. Qui attacchiamo già la colonia. Qui anche attacchiamo già la colonia. E che dire, aspettiamo un giorno. Il Portogallo è intervenuto e mandiamo subito le truppe all'assalto delle colonie portoghesi. Giusto? Giustissimo. E quindi allora, questo arriva il 28 aprile, quindi ce la facciamo senza dubbio. Questo arriva il 28 aprile, quindi abbiamo preso gratuitamente le province. Stiamo assediando le Bermuda, tutto bene. Allora, dobbiamo solo ricordarci il 28 aprile di integrare, ecco, di annettercele. Esattamente.
Non arriverebbe mai in tempo per cambiare la cultura, però. Anche questa ce la prendiamo. Queste colonie non sono più spagnole. Qui invece forse arriva in tempo. Allora, dobbiamo capire se arriva in tempo. Ci impiega... disastro. Per arrivare ci impiegherebbe... Perché abbiamo una crescita così grande? Non è giusto. Quando serve crescere rapidamente non si riesce. Quando bisogna crescere lentamente invece... Allora, qui comunque arriveremo in tempo. Anzi, forse ci conviene addirittura... Allora, la prima cosa da capire è se facciamo in tempo qua. Perché se mandiamo un colono, la cosa che stiamo facendo, cambiamo la cultura in quella veneziana, no? Invece adesso è spagnola. L'unica cosa è che se la colonia finisce prima che noi riusciamo a inviare il colono, rimane spagnola. Il colono ci impiega 250 giorni a finire. Qui mancano 70 e 250 giorni. La crescita è di 108 all'anno e ne mancano 65. Quindi mi sa che non arriviamo in tempo. Buono sapersi. No, non arriviamo in tempo. Per un pelo. Accidenti. Siamo sempre sfortunati. E vabbè, niente. A meno che ci sia ribellioni dai nativi, proviamo a sperare nei nativi. E comunque non mandiamo lì il nostro colono perché... Allora, più che altro dobbiamo essere preoccupati anche che sbarchino. E qui abbiamo una flotta spagnola che si batte. Qui siamo sotto assedio, però mica tanto, dai, se no ce la caviamo. Tra l'altro gli inglesi sono sfortunati, questa è la cosa bella. Allora, quindi la guerra, vediamo un po' la mappa diplomatica spiega la guerra. Come vedete tutto l'Occidente è in guerra. Le coalizioni sono queste: Venezia al fianco degli staterelli italiani, della Francia e della Scozia, e siamo in due guerre, no? Contro Spagna, Portogallo e Inghilterra, Savoia e parecchi stati tedeschi, tra cui l'Austria. I Savoia. E anche i Savoia, sì. Che farei con i Savoia? Mio grande imperatore. E li conquisterà naturalmente, senza scrupoli. Non va bene. Non va bene. Qui rimandiamo indietro l'esercito. Possiamo anche lanciare un assalto, vabbè, non ci sarà necessità. Allora, qui io mando anche il nostro esercito, dai, così magari si fa un po' esperienza al fianco della Francia. Cosa dici? Dovremmo pure occuparci della flotta spagnola prima che possa compiere sabotaggi contro di noi. Qui abbiamo pure preso un'altra colonia e qui ci mandiamo il colono. Ok, qui rimandiamo la flotta e creiamo anche un po' di fanteria. Allora, questi li mandiamo a Tangeri. La flotta non è ancora arrivata qua. Tra l'altro ho perso, ecco, qui ci sono altri 1000 uomini che mandiamo qua. Dovremmo cercare di sconfiggere pure crisi del sale, non ci interessa la crisi del sale.
Abbiamo convertito gli eretici di Brescia. Finalmente Brescia è ritornata cattolica. Cerchiamo di convertire Edirne, dai. Abbiamo anche finito la colonia di Cartagena, che volevano finire i portoghesi, invece non ha molte possibilità. Però i portoghesi stanno mandando altre 2 colonie, stanno cercando di creare nuove colonie. A Cumana. Io creo. Ok, qui abbiamo anche finito l'assedio. Dove sono i nostri generali secondo voi? Io ho già perso la situazione, non so più dove siamo. Uno è qua e uno è qua. Ok, questo possiamo toglierlo. Questo ci servirà. Qui gli spagnoli hanno raggiunto con un'altra flotta la loro principale. Noi invece non possiamo fare niente. C'è stata pure una ribellione. Ok, Tangeri è sotto assedio, questo è l'importante. E assedieremo anche Ceuta e Melilla. Prendiamo il controllo anche di un altro cardinale. Prendiamo quello austriaco. Yeah. Ok. Sta andando benissimo, direi, con i cardinali. La flotta invece un po' meno. Allora mandiamo una caracca da questo lato. Purtroppo siamo, è giusto, reclutiamo un altro, purtroppo un cattivo esploratore, ci è toccato. Ecco, adesso arriva anche un rinforzo di esercito e faremo fuori i ribelli. Ci sono altri pirati. Mio Dio, i pirati. Ma perché i nostri stati coloniali non riescono a curarsi dei pirati? Questa è la domanda. Allora, uniamo gli eserciti, partiamo all'attacco. Qui siamo il doppio, io penso che riusciremo a vincere. Penso. Tu cosa dici? Penso di sì, ma sono come dire spacciati, ecco. non possono vincere neanche lontanamente. Però vediamo che intanto gli spagnoli stanno invadendo i nostri alleati e invece guardate chi ci siamo trovati ai confini. La Savoia. Oh, Ci sta, ma ci sta cercando di mettere in difficoltà. Tra l'altro noi non abbiamo grandi eserciti nella zona. sono molto contento di quello che succede. Allora, dovremmo riuscire a sconfiggerli, ma non ce la faremo in realtà. Ok. No, perché non riusciamo a unificare i nostri eserciti, perché come sempre non abbiamo la provincia di Lica. La provincia di Lica, che proprio non mi piace. Non possiamo basarci sull'aiuto dei francesi, che non ci sembra vogliano aiutarci. Abbiamo concluso un'altra colonia. Gli inglesi hanno colonizzato un altro luogo. Invece i norvegesi noi semplicemente non gli possiamo dichiarare guerra, non abbiamo casus belli, mi pare. Questo è grave. Però secondo me se mandiamo una colonia qui invece lo guadagniamo il casus belli. Speriamo che non mi sbagli. Perché siamo una potenza coloniale e loro colonizzano, quindi
siamo rivali in questo senso. Esattamente. Qui l'esercito di Venezia ha vinto. Invece gli ottomani cercano di fabbricare pretese sul Kosovo. Ok, qui abbiamo fatto fuori. Bravi. Lasciamo solo un assedio. Liberate anche la Romania e poi dopo fatevi la nostra colonia sta convertendo questi protestanti. Bravi. Allora, ce la faranno. Ok. Questo esercito, non so invece questo esercito, lo dovremmo rimandare. Voilà. Un po' di tosse. Questo esercito lo rimandiamo in patria. Però non c'è un posto dove arriviamo in un giorno. No, ci impigliano 3 giorni. Vabbè, allora torniamo su in patria. Anzi, prima facciamo un salto in Congo. No, cos'è, in Mali, non in Congo. di distruggere quei ribellini. Ribellacci Comunque. sono proprio ribellastri. Comunque qui i nostri assedi non vanno avanti molto bene. Non avendo potuto imporre un blocco navale, si va stancavando un po' troppo bene. Intanto la Savoia ci consente di nuovo di commerciare nei loro mercati, ma intanto ci sta assediando Nizza, quindi è un po' in contraddizione con se stessa. Va bene. Anche Modena ha cancellato l'embargo. Bene, non abbiamo più embargo, credo, a nostro sfavore. Possiamo costruire qualche nuovo edificio, magari? Cosa ne dici? Qualche edificio utile, qualche anche campo di addestramento. Costruiamolo più che altro qua, come era il nostro obiettivo originario. Mi preoccupa questo esercito savoiardo. Soprattutto mi preoccupa che la Francia si stia curando solo dell'Austria, non si sa bene perché. Maledetti. Allora, comunque, per ora cosa sta succedendo? Il Portogallo ha fatto nuove colonie, che però noi ci possiamo prendere quando vogliamo. Abbiamo un debito? Non mi ricordavo. Ah sì, abbiamo 2 debiti. Vabbè, li potremo ripagare senza problemi. Abbiamo finito pure la colonia qua, e i castigliani però si sono già preparati a costruirne un'altra, come ci potevamo immaginare. Comunque Casanova si è già presa la colonia, il nostro stato coloniale. E gli spagnoli, quindi io immagino che stiano costruendo anche altre colonie in questa zona. Il nostro colono sta per arrivare. Allora, le navi sono arrivate invece. No, sono ancora in mezzo al mare. In mezzo al mare. Spero che sappiano nuotare. Il nostro agente è stato scoperto. Abbiamo pure gli agenti segreti che però si vanno a scoprire, quindi capite che non sono buoni a nulla. No, proprio pochissimo prima che il nostro esercito arrivasse, ma davvero pochissimo prima, sono riusciti i malefici a assediare una provincia. Esattamente, i ribelli sono riusciti a prendersi Volus, una provincia davvero importante, come si può capire dal nome. Però ecco, siamo sbarcati appena adesso per contrastarli, e come vedete non hanno gioco facile contro noi. Però ci stanno facendo spendere più tempo al previsto. Noi pensavamo di dover semplicemente sconfiggere i ribelli, invece ci stiamo anche occupando
di un assedio. E vabbè, lasciamo pure qui l'assedio. Invece le navi le cerchiamo di portare più avanti. Ci serve assolutamente completare l'assedio di Tangeri il prima possibile. Dato che la guerra in generale sta andando un po' male, perché i francesi si sono bloccati in Austria. Ecco, la Bosnia l'abbiamo convertita dall'ortodossia al cristianesimo. No, questo ti farà molto piacere, no, immagino. niente. Però ti farà più piacere che stiamo convertendo Edirne e anche da adesso la Macedonia dall'Islam al cristianesimo. Molto piacere. Qui potremmo prendere questa, direi proprio di sì. Un'altra idea nazionale che è tradizione religiosa che ci dà più prestigio. Vabbè, prendiamola. E inoltre abbiamo anche l'idea veneziana che riduce il costo del mantenimento delle navi. Sti francesi si continuano così, questo esercito austriaco distrugge completamente, bravi. Si sapeva come si stanno comportando. Hanno appena finito l'assedio in Nizza. Sono ripresi in Nizza, poi noi ci tocca forse scapparci a Brescia. Cosa ne dici? Sennò, no, forse riusciamo. Forse. Oh, bene! Abbiamo finalmente fatto fuori i ribelli delle Bermuda, a cui assegneremo un trattamento molto duro per le loro ribellioni. Mi sembra giusto. Molto giusto. Più che giusto. La guerra non sta andando bene contro i castigliani. Ma in realtà noi ci stiamo basando più che altro su azioni secondarie. Però danno buon effetto, perché come vedete stiamo cercando di concentrarci su Tangeri e Ceuta e anche Melilla, che sono le province che noi speriamo non possano. Intanto ecco una nuova provincia spagnola. Anche il Nord America sti spagnoli venivano con l'Inghilterra. Ma perché? Ma perché non c'è mai pace contro loro? Qui abbiamo colonizzato qui e io spero che avremo il casus belli contro la Norvegia, perché se no non so come faremo ad attaccarla. Non avremo, anzi, io so come faremo ad attaccarla. Creeremo pretese su di loro, mi sembra giusto, no? Eccolo. Hanno un rischio di essere scoperti dello 0,000, quindi non ci scopriranno. Tra l'altro sono in guerra con con un nemico un po' pericoloso chiamato Russia, che spero proprio non si espande, invece lo farà. Maledetti russi. Russian. Sono loro. Perché non fate, almeno l'Austria, perché non fa pace? Comunque sta attaccando in maniera terribile. I francesi ormai. Ecco, abbiamo guadagnato il casus belli con la Norvegia comunque. Quindi appena vogliamo possiamo dichiarare guerra pure alla Norvegia, dato che noi non siamo mai soddisfatti della distruzione dei nemici. Vogliamo sempre distruggerli di più. Esattamente. Vedi che sei sintonizzato già col mio pensiero, Alessandro. Bravo. Pensieri. La Norvegia ha accettato la pace. Quindi non ha perso niente a scapito dei russi. Dai, già questo è buono. Appunto questi nuovi fondi io pensavo che li potessimo anche spendere per oltre a questi che potrebbero essere utili a Siena. Ecco, facciamo questo a Siena, e per fare una flotta un po' più moderna. Cosa ne dici? Dato che prossimamente non miglioreremo il livello di tecnologia per la flotta, possiamo magari cercare invece di aumentare il numero di navi pesanti. Caracche, ma ne costruiamo un po' nel sud Italia. 5, in modo da avere una flotta più potente.
finalmente, come vedete, anche la flotta francese si unisce a noi. Comunque potremmo finire l'assedio di Ceuta addirittura, no? Non siamo stati fortunati. Tu cosa dici? Dichiariamo guerra anche alla Norvegia per rendere ancora più mondiale la guerra in atto? Io, come amo io la guerra e diciamo le azioni, sì, come farlo. Intanto qui non si capisce la situazione come sta evolvendo, però non vedo più eserciti né francesi né scozzesi. Però c'è un assedio qua. Insomma, siamo all'oscuro di tutto, però. Secondo te la Francia si conquisterà queste province? Io non credo. Spero, anzi, proprio di no. Che noi stiamo riassediando Nizza. Guerra più assurda e più stupida che si sia mai combattuta. Ecco, possiamo chiedere l'accesso. Ecco, questa è una buona idea, dato che no, scherzo, per ora non facciamo niente, poi chiederemo l'accesso, anzi facciamo così, richiamiamo questo diplomatico. Devo chiedere l'accesso militare all'Ungheria e toglierlo invece dal Marocco, che non è più necessario. Cancelliamo per l'accesso. Abbiamo scoperto il Sahara, una scoperta molto utile, come si può. Davvero molto utile. Qui c'è un altro evento positivo, perché ci dà mercantilismo che è utile al commercio, e sarà l'ultima occasione che abbiamo, perché dov'è che è? Qui abbiamo il 19% di mercantilismo, e diciamo che il mercantilismo è vitale per lo Stato. Perdiamo un po' di tradizione repubblicana, ma appunto tra pochi giorni ci saranno quelle elezioni che determineranno la fine. Pochi giorni proprio? Quando più o meno? Non so, quest'anno, so solo che è quest'anno, ma penso molto, molto presto. Qui c'è la flotta. Ecco, abbiamo finito l'assedio di Ceuta, ecco. Questo è ottimo. Abbiamo un leader capace di assediare qualcuno? No. Questo è invece meno ottimo, anche questo è molto meno ottimo. Oh, bene, bravi. Avete finito l'assedio. Compattiamo un po' i reggimenti. Sì, questi qui sono rimasti in Africa praticamente. Va bene, e torneranno nel mondo civilizzato tra qualche secolo. Gli auguriamo un buon rientro. Sai cosa dobbiamo fare però? Qui non hanno nulla. Vabbè, noi allora aspettiamo la fine di questo giorno e andiamo a recuperarli questi, perché ci serviranno. Allora, li mandiamo qua. Ci serviranno perché dobbiamo mandarli a Malta a assaltare anche Malta, che è un altro nostro obiettivo. Già. Ecco, l'Austria, persino l'Austria consente ai nostri mercanti di commerciare. Sì, credo che sia dovuto al fatto che ormai si sente fortemente minacciato da noi. E è stata addirittura completamente conquistata. La Danimarca ha dovuto cedere questa provincia all'ordine livoniano, una cosa che ci interessa moltissimo. Non moltissimo. La Savoia è sempre più, mio Dio, perché sti francesi non fanno pace con l'Austria? Sono stupidi. Va bene. Questo mi fa molto piacere che Savoia. Perché questo cardinale non è più leale? Scherziamo. Deve rimanere leale a noi fino all'ultimo.
Ma gli svizzeri cosa stanno combinando? E gli svizzeri aspettano solo che noi conquistiamo la Lombardia. No! Abbiamo perso potere amministrativo proprio pochissimo prima che finisse la Repubblica. Vabbè, comunque guadagniamo una pretesa su una provincia africana che non ci interessa e perdiamo purtroppo potere amministrativo. Però io lo tengo qua da parte perché voglio vedere se quando ci sarà la monarchia, probabilmente tra pochissimo ci sarà l'elezione, io credo, questo evento continuerà a verificarsi oppure no, perché non ne sarei così certo. Vediamo. Anche qui funzionano con le province nazionali per dopo 50 anni, no? No, bisogna integrarle e costa potere amministrativo, quindi era davvero utile. Quindi per un eventuale, diciamo... Ma io qui aspetta che faccio fuori i portoghesi, no, noi li abbiamo fatti fuori. Vabbè. Allora, lasciamo solo la metà di questo esercito in Africa, il resto lo mandiamo a Malta. Questa è la situazione, il nostro passaggio. Ecco, abbiamo pure ripreso Trinidad proprio. Oddio, che guerra assurda. Oh, qui i norvegesi. Io dichiaro guerra alla Norvegia. Pensiamo di sì. Eh sì, dichiariamo guerra pure alla Norvegia. Chi è alleato alla Norvegia? All'Inghilterra. E cosa ci interessa l'Inghilterra? Dichiariamogli guerra. Non ci interessa. Siamo pazzi. Sì. Vai. Ecco. Quindi ci prendiamo pure questa importantissima provincia inutile. E non sappiamo, mi sembrava che le elezioni fossero state esattamente 4 anni fa, quindi se i conti tornano dovrebbero esserci anche adesso. Ecco, abbiamo preso un'altra provincia, ce ne impadroniamo, grazie norvegesi per averla creata, costruita e aver fatto tutto quello che dovevate. E io credo che adesso qui si creerà uno stato coloniale, no? No, si vede che ci manca ancora qualcosa. Però secondo me se ci prendiamo anche queste ci sono serie possibilità di formare uno stato coloniale. Vabbè. Vabbè, no, molto bene, perché gli distruggeremo senza problemi queste 4 navi pesanti ai portoghesi, quindi è ottimo. Le abbiamo distrutte senza davvero far fatica. E io direi che aspettiamo. Abbiamo. Esatto, guardate, abbiamo creato un nuovo stato coloniale. Sì, adesso direi che aspettiamo le elezioni, vediamo la monarchia e chiudiamo l'episodio. Si è creato comunque questo nuovo stato coloniale che è il Canada. Lo chiamerei proprio Canada, senza lombardo, perché non ce ne sarà di qualche altra di qualche altra nazione. Allora, quello che mi aspettavo. Ok, e invece queste fanno parte di un'altra nazione ancora. Quante colonie abbiamo? Non lo so io. Adesso abbiamo solo 2 colonie. Questi cosa producono? Non si sa. Questi producono lana, le cose più inutili. Qui non sappiamo neanche cosa produciamo. In effetti dovremmo tornarsene qua. E qui siamo nella situazione di prima che non possiamo mandare nessuno. Magari a sto punto ci prendiamo anche questo. Cosa ne dici? Ma sì, prendiamoci. Tanto non abbiamo grandi costi, abbiamo solo abbiamo solo Francesco come costo.
Il posto di Francesco è molto Infatti adesso devo dare il filosofo. quindi Io non riesco a capire cosa. Allora, Acadia. Giustamente qui c'è una ribellione. Mi sembrava proprio l'anno. Io penso che a dicembre di quest'anno ci sarà quelle elezioni la che fatidica porteranno. lezione. Poi dovremmo. Che non dici di invadere l'Islam? Così togliamo questi norvegesi Wow. la possibilità di nuocerci. nuocerci, esattamente, è la cosa giusta. Però abbiamo. Sono bravo questo per me, Sono quando mi devo spirito di Allora, vediamo se ci sono ste lezioni il prossimo mese, se no dobbiamo comunque lasciare. Cosa ridi tu? Ho provato a convincere dai, sì, però non è successo mi fai battere la bocca sul suo. Vabbè, allora. Ma niente lezioni sulla No, allora io aspettiamo alla fine del mese, vediamo se ci sono queste lezioni, perché per ora non ci sono notizie. Io mi sono annesso semplicemente a sta provincia. E sembra proprio che non ci siano lezioni. Quindi abbiamo sbagliato, si vede che è l'anno prossimo. Niente. Quindi perdiamo sto potere amministrativo, non c'è niente da fare. Però tanto abbiamo un'altra colonia che si è conclusa, questa. Esattamente. E a questo punto abbiamo pure 2 colonie. Li manderemo. Ebbene, abbiamo 3 di colonie però già. Però appunto ne dovremmo spedire un'altra di colonia. Non so se. Cosa facciamo di questa al Portogallo che produce lana? Io direi di bruciarla. secondo me tanto la brucia bene. Esattamente. La mia Non stessa c'è. concezione. Poi questa qui potremmo prenderci, che comunque non procede, vedi? È una colonia che non vuole crescere. Se no possiamo anche iniziarne altre. Addirittura, no? Abbiamo varie possibilità. Comunque finiamo questo episodio qui. È stato abbastanza lungo. E va bene. Vuoi dare un parere finale dell'episodio? Un parere Alessandro? finale dell'episodio, diciamo, me l'aspettavo qualcosa di più della Savoia, diciamo che facesse contro È riuscita a prendersi, a occupare Nizza a noi e il Delfinato alla Francia, e ancora l'esercito integro, però non ha dovuto ingaggiarlo. molto bene per i Savoia, molto bene, sono convinto per loro, ma penso che saranno Abbiamo 2 idee diverse su Savoia, evidentemente. Posso dire Sì. una cosa anch'io? Certo, infatti aspettavamo anche il tuo parere. Aiuto! L'ultimo parere non serio, per alleggerire un po' la tensione ai nostri cari telespettatori che ci stanno seguendo Da da casa. Eh? Esatto. Beh, insomma, dai, non fate come Peter Griffin, mi raccomando, che lui in quell'episodio cercò di capire come si fa a sedersi e si buttò anziché sedersi. Quindi non fatelo, ragazzi, non fatelo. con lui.
Poi, State che dire, a in- parte gli scherzi, comunque buona serata, buonanotte, speriamo che abbiate una ragazza accanto a voi che vi possiate divertire dopo avere questa cosa molto cervellotica, molto intellettuale e perciò, per dunque, speriamo va che la bene. magistratura faccia il super Va bene, ecco, grazie per il tuo parere molto, molto esaustivo. molto eminente, appunto. E ragazzi, ciao. ciao, al prossimo episodio. Ciao.